Domenica prossima 5 febbraio sarà la giornata per la vita dedicata quest'anno al tema "La morte non è mai una soluzione", le telecamere di TVA al centro aiuto alla vita di Agrigento. La Sicilia alla BIT di Milano con uno stand di 1000 metri quadrati, appuntamento dal 12 al 14 febbraio. Il premier Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da circa 100 giorni, non è un tema politico di destra e di sinistra. A Palermo la finanza blocca un tir con 12 tonnellate di sigarette di contrabbando e uno dei sequestri più grandi fatti in Sicilia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Domenica prossima 5 febbraio sarà la giornata per la vita dedicata quest'anno al tema "La morte non è mai una soluzione". Le telecamere di TVA al CAV, Centro Aiuto alla Vita di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si svolgerà il giorno 5 febbraio, domenica, la 45esima edizione della Giornata per la Vita, l'iniziativa organizzata dal Movimento per la Vita e da Federvita Sicilia. È supportata dai volontari del CAV di Agrigento. Diverse le iniziative in preparazione della manifestazione. Venerdì 2 febbraio alle ore 20:30 l'adorazione eucaristica per la vita, preceduta dal Rosario per la Vita alle ore 17:30 presso la chiesa della parrocchia della Divina Provvidenza. Il Centro Aiuto alla Vita a Don Guanella di Agrigento si prodiga altresì per le donne più bisognose, accogliendole e donando loro un supporto, oltre che economico, grazie al progetto Gemma, anche spirituale per le persone più indigenti. Il giorno 5 noi facciamo una grande festa, festeggiamo la vita. Finalmente dopo 2 anni ritorniamo con le nostre primule in tutte le chiese di Agrigento e della nostra diocesi. Grazie intanto ai nostri sacerdoti che hanno spalancato le proprie porte. Grazie a loro faremo festa tutti quanti. E distribuiremo, come ho già detto, le piantine. Il ricavato, come si sa, serviranno per poter salvare tanti bambini dall'aborto, quindi per fare dei progetti Gemma, e questo per noi è un orgoglio perché tante persone ci sono vicine e tante persone ci hanno aiutato negli anni. Da 2 settimane che lavoriamo su questo per poter fare il meglio. E questa sera ci sarà un'ora di adorazione presso la parrocchia della Provvidenza con i nostri amici della pastorale familiare, e un'ora di preghiera, un'ora davanti a Gesù per pregare a favore della vita e per tutti quei bambini non nati e anche per pregare i bambini nati, che è una grande bellezza. E domani pomeriggio alle 5 ci sarà il Santo Rosario sempre presso la parrocchia della Provvidenza e poi dopo la celebrazione eucaristica la benedizione delle mamme in gravidanza. Anzi, questo è un invito, venite in tanti perché sarà un bellissimo pomeriggio. Allora, il CAV è aperto il giovedì mattina dalle 10 alle 12 per distribuire alimenti e prodotti per i bambini. Da quest'anno abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto, di accoglienza il venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Quindi chiunque vuole venire bussa alla nostra porta e noi siamo pronti ad accogliere e soprattutto ad ascoltarli. C'è un'assistenza medica? Sì, abbiamo un ginecologo di Agrigento che ci dà una mano anche a fare delle ecografie, è gratuito, fare dei controlli particolari. Tante sono le iniziative che stiamo prendendo per il futuro, tra questo quello di sfondare la porta delle scuole per fare attività per i giovani. Vedremo in seguito di fare anche dei protocolli di intesa, ripeto, con le scuole per parlare dei nostri problemi, dei problemi sociali, l'aborto, la vita e tutto il resto, tutto quello che poi è necessario. Io appunto volevo illustrare le attività che il nostro CAV svolge, possiamo dire anche quotidianamente, perché anche se non siamo aperti alle nostre assistite siamo sempre disponibili con un telefonino che è attivo 24 ore su 24. Il nostro CAV ha lo scopo appunto di incontrare e di aiutare quelle mamme che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile o non voluta. Le proposte alle mamme per continuare a portare avanti la gravidanza sono diverse. Intanto iniziamo con l'ascolto perché per noi è molto importante dare un incoraggiamento. La prima cosa principale, oltre l'aiuto economico, è quello di non farle sentire sole e quindi dare un incoraggiamento e un sostegno
a portare avanti questa gravidanza. A questo si affianca naturalmente, quindi oltre alla nostra presenza fisica, anche il nostro aiuto economico con la distribuzione della spesa, dei pannolini, degli omogeneizzati, dei vestitini, del corredino, delle culle e tutto quello che può servire ad una mamma in gravidanza e a un bambino che deve nascere. E a questo aggiungiamo, se ci sono delle difficoltà economiche serie, aggiungiamo l'aiuto del progetto Gemma, che consiste ora in un aiuto mensile di 200 euro per 18 mesi, che va bene, non risolve la situazione economica, però è sempre un aiuto e un sostegno per portare avanti questa gravidanza. Al nostro servizio qui al Don Guanella si aggiunge anche il servizio di SOS Vita, proposto appunto dal Movimento per la Vita italiano. SOS Vita consiste appunto in un numero verde a cui si può rivolgere qualsiasi donna che si trova appunto in una situazione di gravidanza difficile, o una ragazza che scopre di essere incinta e quindi ha bisogno di avere un sostegno o un aiuto, diciamo. Certo, ecco. Questo numero verde fa capo a 4 telefonini in Sicilia. 4 telefonini appunto con delle voci che risponderanno, naturalmente di operatrici che hanno fatto dei corsi e si sono preparati ad affrontare appunto questo servizio. Verranno distribuiti poi dei gadget così che metteranno appunto, diffonderanno questo numero verde proprio per potenziare l'SOS Vita. Basta. Sarò presente nella parrocchia Madonna delle Grazie di Agrigento per affrontare con grande carica questa bellissima giornata e poter dare aiuto a questi bambini che sono il nostro futuro e che sono anche la gioia un po' di tutti. Ecco, la situazione qual è qui al Don Guanella? Facciamo un po' una fotografia, le persone vengono, hanno bisogno di aiuto? Assolutamente, per fortuna ci vengono a cercare e noi li sosteniamo con gli aiuti che il centro offre. Per cui cerchiamo di stare più vicino possibile a queste mamme che ci chiedono aiuto. Ovviamente oltre che essere un aiuto fattivo è anche un aiuto morale e spirituale. Assolutamente, come diceva poco fa la mia collega, diamo soprattutto un sostegno morale, perché una donna che si trova in difficoltà ha bisogno più che altro di sentirsi vicina a un'amica che l'aiuti in questo percorso difficile che si trova davanti. Quindi il Don Guanella è sempre disponibile? Assolutamente sì, quando hanno bisogno noi ci siamo. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, oggi a Castelvetrano dopo l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro il 16 gennaio scorso. Vediamo. Con la Commissione regionale antimafia, che è la prima uscita ufficiale della Commissione. È un bel segnale, devo dire. La Commissione ha dimostrato una grandissima sensibilità a immaginare proprio la prima seduta in questo territorio. È un segno di attenzione, un segno di sostegno, con l'auspicio che ci sia anche un risveglio della società civile grazie appunto a questi puntelli che le istituzioni mettono. Che messaggio si può mandare oggi da qui, da Castelvetrano, proprio alla società civile? La società civile deve adesso comprendere che non c'è più, diciamo, quell'alone o quell'alibi per molti che c'è stato finora, quindi è opportuno, così come è avvenuto in altre realtà, per esempio Palermo, che è stata negli anni toccata, come è noto, da eventi tragici, dove c'è stato proprio un risveglio della collettività e della società civile che afferma proprio la legalità e che si muove sempre di sotto della legalità. C'è una rete di protezione che va ancora smantellata? Guardi, questa non è mia competenza, questo deve chiederla ad altri. Gli obiettivi di questa commissione di oggi? È la prima seduta che facciamo fuori dal palazzo
abbiamo deciso di farla in provincia di Trapani e venire a Castelvetrano anche per manifestare la nostra non solo attenzione ma il nostro sostegno a quanti in qualche modo sono impegnati nella lotta alla mafia, nel contrasto alla criminalità, a partire dalle forze dell'ordine, ecco perché col prefetto abbiamo convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e subito dopo con i sindaci di questo territorio. Sono i due fronti, come dire, principali ai quali guardiamo non solo con attenzione e con sostegno, ma proviamo a capire e vediamo di mettere, come dire, di introdurre anche strumenti migliorativi e che in qualche modo di coordinamento che possano effettivamente dare voce a quell'antimafia diffusa a cui io guardo, nel senso che io parto da quegli applausi, la Sicilia sono quegli applausi e dobbiamo dare forza agli applausi di quanti nel momento in cui hanno arrestato Matteo Messina Denaro hanno manifestato con l'applauso il sostegno, la gratitudine e la voglia di ricominciare e liberandoci dai mafiosi e dal loro sistema di relazione. Sul tema dei fiancheggiatori e della rete di protezione, come si sta muovendo la Commissione? Beh, è chiaro che la Commissione non è che fa indagini per individuare i fiancheggiatori, possiamo sostenere come possiamo con gli strumenti propri delle istituzioni della politica, le forze dell'ordine, le forze investigative a individuare quella rete che sicuramente c'è stata, è viva e probabilmente dobbiamo alzare un po' uno sguardo più approfondito sul rapporto tra la borghesia mafiosa e il sistema massonico che in questa provincia in particolare è abbastanza, come dire, concentrato. Ma in che modo? Castelvetrano da dove deve ripartire adesso? Deve ripartire dalla consapevolezza del suo riscatto. Castelvetrano deve togliere questa onta che ha segnato questi 30 anni attraverso la latitanza, anche il messaggio che questa era la città di Matteo Messina Denaro. Questa è la città che deve sapere, come dire, andare oltre e saper superare questa rappresentazione che in qualche modo l'ha penalizzata. Castelvetrano, per come la conosco io, è un territorio straordinariamente ricco di imprenditoria, di intraprendenza, c'è una delle agricolture di grande qualità internazionale, addirittura si utilizza il metodo castelvetrano per lavorare le olive in tutte le parti del mondo. Castelvetrano è un territorio, Castelvetrano come gran parte del Trapanese, è un territorio di grandi opportunità e credo che debba fare forza su queste sue grandi opportunità per liberarsi dalla vergogna della mafia. Presidente, qui vive Lorenza Lagni, la figlia di Messina Denaro. Da qui che messaggio volete dare anche alla figlia di Messina Denaro, che in realtà non ha mai rinnegato, anzi questo è legale proprio di non aver rinnegato il padre? Ma certamente io non posso giudicare i sentimenti di una figlia verso il padre, quindi è un problema che attiene a una sfera intima e privata. Mi auguro che però la figlia si renda consapevole che la strada che ha vissuto il padre è una strada senza speranza, perché prima o poi vengono individuati, buttati in galera e probabilmente usciranno, diciamo, non vivi. Dentro una rete di protezione che ha garantito la latitanza per 30 anni ci potrebbero essere anche esponenti politici, esponenti istituzionali? Non lo escludo, anzi è probabile. Adesso, come dire, non solo azione investigativa dovrà fare luce su tutto questo, ma credo che anche un movimento dell'opinione pubblica attraverso anche una politica che eviti di spegnere i fari, perché è chiaro che in questo momento c'è un'attenzione connessa ai dati della cronaca, ma non ci scordiamo che in questi anni c'è stato anche un calo di tensione sui temi del contrasto alla mafia e questo calo di tensione in parte è stato dovuto al fatto che la mafia si è sommersa, non ha sparato più o comunque ha sparato in maniera molto più soft, si è insinuata nel sistema economico attraverso fenomeni corruttivi, diciamo ha fatto meno sangue ma non è meno pericolosa. Allora dobbiamo sapere che il contrasto va alimentato anche con grandi momenti di mobilitazione civile, ad esempio la Commissione Antimafia ha
non solo aderito, ma sta sostenendo attivamente il fatto che dopo 40 anni si ritorni in uno dei territori chiave dove la mafia ha insanguinato la Sicilia, nel territorio di Bagheria, Casteldaccia, e saremo lì il 24 febbraio nel quarantennale della prima marcia antimafia che si è fatta in Sicilia appunto 40 anni fa. Insomma, c'è bisogno di mobilitazione civile, di consapevolezza, di un salto di qualità anche di analisi e di conoscenza, ed è questa la ragione per cui oggi siamo qui. Il premier Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso Cospito e sullo scontro politico tra maggioranza e opposizioni. Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e sciopero della fame da circa 100 giorni proprio per protestare contro il regime di carcere al quale è sottoposto. Il servizio di Lello Casesa. Sono allibita, ha dichiarato la Presidente del Consiglio, intervenendo ad una trasmissione televisiva ieri sera dopo il durissimo intervento alla Camera di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia vicinissimo al partito della Meloni, sul caso Cospito. Il governo non ha fatto altro che fare il suo lavoro, non alzando i toni. Ho telefonato perché bisogna fare attenzione di fronte ad una questione così delicata. Come si utilizzano certi linguaggi e termini può ingigantire la cosa. Qualcuno diceva che il governo in qualche modo sta eccitando la piazza. Vorrei capire come, ha dichiarato la Meloni. Al governo non compete decidere, la materia compete alla giustizia. Il governo non ha fatto niente. Noi abbiamo auto di funzionari delle ambasciate che saltano, continue minacce degli anarchici allo Stato, e ci si chiede se il governo sta eccitando la piazza. Vorrei fosse chiaro che la sfida non è al governo, la sfida è allo Stato, e lo Stato ci riguarda tutti, non è un tema politico di destra e di sinistra. In aula, dopo lo scontro politico, il ministro della Giustizia Nordio, nella sua informativa alle due Camere, ha dichiarato: mai messo in discussione l'istituto del 41 bis. La possibilità di mutare questa normativa è inesistente. Non ci pareremo dietro la magistratura di Roma per dire che ce ne laviamo le mani e rispondere solo all'esito di quell'inchiesta della Procura, ma ci sono limiti procedurali che vanno rispettati. Non appena esaurita sarà terminata l'istruttoria su quanto accaduto, si presenterà a riferire nelle sedi opportune Camere e Senato. Alfredo Cospito, ha dichiarato il Guardasigilli, al 41 bis sulla base di un'istruttoria da cui è emerso che il detenuto ha fornito dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno, anche in costanza di detenzione. Lo stato di salute di un detenuto non può costituire un elemento di pressione sul governo, ha aggiunto e concluso il ministro Carlo Nordio. Furti e rapine, bivacchie, risse, spaccio che non conosce orario. Baby gang ad Agrigento. Continuano gli episodi di allarme sociale. Il consigliere comunale di Agrigento Roberta Zicari chiede al sindaco Franco Micichè di intervenire. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un accorato appello sulla sicurezza sociale viene lanciato oggi dalla consigliera comunale di Agrigento, l'avvocato Roberta Zicari. È un vero allarme quello che la Zicari in una sua nota stampa evidenzia, come i furti alla cassa, i pestaggi organizzati, minorenni di tenerissima età che iniziano a fumare, allarme e droghe pesanti tra i più giovani. Non è questo il ritratto della città dove sono cresciuto, afferma Zicari, e dove voglio che crescano i miei nipoti. Credo che diventa sempre più urgente la nomina da parte del sindaco del successore della dimissionaria assessore Lala, a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, una delega che deve avere uno specifico mandato: attivare una rete tra famiglie, scuole, consultori, CERT, istituzioni, forze dell'ordine e associazioni, e iniziare a lavorare concretamente sui tanti giovani. Iniziamo col dare loro modelli sani, continua la Zicari, alternative, luoghi di aggregazione, e cui continua a chiedere, oltre agli impianti sportivi e ai parchi gioco, un locale da affidare ai ragazzi della consulta giovanile del comune di Agrigento. Iniziamo a parlare con i giovani, come è possibile che con il grado di conoscenze di oggigiorno sugli effetti nocivi del fumo vi siano molti ragazzi che già a 11 anni iniziano a fumare.
Com'è possibile, continua la consigliere comunale Zicari, che ci sia ancora lo spirito punitivo del branco per un commento su una chat? Lancio quindi un accorato appello: bisogna trovare un canale di comunicazione con i giovani e intervenire subito. Il Comune di Agrigento ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi locali. Il consigliere comunale Simone Gramaglia spiega perché viene bloccato questo passaggio automatico, ma in buona sostanza chi è interessato potrà ugualmente farne richiesta. I dettagli nel servizio. Il Comune di Agrigento ha deciso di non aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali dei tributi locali. Il Consiglio Comunale, con 17 voti contrari, ha respinto la rottamazione parziale di Tari, IMU, Tasi. Il capoluogo boccia così una possibilità prevista da una legge nazionale. Il consigliere comunale indipendente Simone Gramaglia sottolinea: in termini sostanziali il contribuente avrà il medesimo beneficio se ne farà richiesta all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, ma aggiunge: era giusto bloccare questo automatismo perché il ruolo di un consigliere comunale è quello di garantire l'equilibrio economico dell'ente, si tratta di somme già messe a bilancio. Poi prosegue Gramaglia: non meno importante il concetto che i tributi vanno pagati perché finanziano i servizi che l'amministrazione assicura all'intera comunità. Lo stralcio che si intenderebbe rifiutare, precisa Gramaglia, è parziale e riguarda l'annullamento automatico. CGIL Sicilia, Alfio Mannino, confermato segretario generale. Vediamo. Nuovo mandato per Alfio Mannino, riconfermato alla guida della CGIL siciliana a conclusione del 17° congresso regionale. Inizia con una promessa di mobilitazione contro il progetto di autonomia differenziata, un provvedimento, afferma Mannino, che metterebbe in ginocchio il Mezzogiorno e la Sicilia, che non serve il Paese. Questo quanto affermato sul palco dopo la sua rielezione. Lanceremo già dai prossimi giorni la mobilitazione. Mannino è stato eletto con 148 voti a favore, 4 contrari su 152 aventi diritto al voto, confermata anche la segreteria uscente, composta da Angela Biondi, Ignazio Giudice, Gabriella Messina e Francesco Lucchesi. Ampia la partecipazione al congresso, che ha visto tavole rotonde, dibattiti e conclusione della vice segretaria nazionale Gianna Fracassi. Mannino è tornato sui temi che saranno al centro dell'iniziativa sindacale dei prossimi tempi. E per me è un grande privilegio guidare questa organizzazione, guidarla con i problemi in una fase particolarmente drammatica. Avere questa attestazione di stima significa che la CGIL siciliana vuole dire una cosa molto semplice. Qui non è un giudizio su una persona, ma si vuole dire alla società siciliana che oggi serve alla Sicilia una CGIL unita, perché una CGIL unita significa poter dare più forza ai lavoratori e alle lavoratrici. Io credo che la CGIL siciliana dimostra di avere un grande gruppo dirigente, lo dimostriamo ogni giorno nei luoghi di lavoro e nei territori. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e a partire da domani dobbiamo con più determinazione continuare a farlo. Dal lavoro che dovete fare al lavoro che in teoria si deve trovare in Sicilia, si deve ricercare? Ma assolutamente sì, purtroppo tanti e troppi sono ancora i posti di lavoro che mancano, tanti e troppi sono i livelli di disoccupazione, specie giovanili e femminili, e poi c'è un grande tema, non solo il lavoro che manca, ma quel lavoro che c'è spesso è sfruttato, sottopagato, umiliato, e quindi c'è da ridare davvero dignità al lavoro. Per chiudere, da luglio/dicembre ci saranno probabilmente altri disoccupati in Sicilia, sono i percettori di reddito di cittadinanza che poi non rientreranno nelle proroghe. Per questa gente che spesso magari ha anche 50 anni, cosa si può fare? Ma innanzitutto noi riteniamo che sia stato un errore tagliare la spesa per il contrasto alla povertà. Dopodiché è del tutto evidente che il nostro auspicio è che ci possa essere un elemento di riflessione per tutelare queste persone, e poi serve davvero una riforma del mercato del lavoro che provi a includere anche coloro i quali oggi sono esclusi, per provare a includere coloro i quali vivono una condizione di fragilità, perché io voglio ricordare che tra i percettori di reddito di cittadinanza almeno il 30% sono di persone che hanno un'integrazione rispetto al salario che già hanno. Questo significa che sono lavoratori poveri e noi non possiamo lasciare questi lavoratori in una condizione di ulteriore povertà. A Palermo la finanza blocca un tir con 12 tonnellate di sigarette di contrabbando, è uno dei sequestri più grandi fatti in Sicilia. I dettagli nel servizio.
I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacchi, lavorati esteri, sigarette di contrabbando trovate all'interno di un autoarticolato con targa bulgara sottoposto a controllo nei pressi del casello autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. In particolare, nel corso dei controlli anticontrabando e anticontraffazione, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo il mezzo di trasporto procedendo all'identificazione del conducente. Quest'ultimo, agli occhi degli operatori, appariva particolarmente agitato e insofferente. I militari hanno effettuato pertanto un'accurata ispezione nel mezzo con l'ausilio del canicontrabando Arca, che ha segnalato la presenza di materiale illecito. La successiva ispezione ha portato al sequestro del mezzo, trovando nascoste un carico di copertura di 45.000 stecche di sigarette, riportanti in particolare il marchio Merit, che nonostante riproducessero quasi fedelmente le caratteristiche delle confezioni originali, risultavano essere contraffatti. I tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo di 12.150 kg, sono stati prontamente sottoposti a sottosequestro, impedendone l'immissione sul mercato nero nella città, che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 2 milioni di euro. Il corriere di nazionalità bulgara è stato arrestato per reati di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e condotto nel carcere Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato al Tribunale di Palermo, disponendo l'applicazione per l'indagato nella misura cautelare della custodia in carcere. Continua senza sosta l'attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti per la tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini e della concorrenza, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto ai fenomeni illeciti utilizzati per finanziare le associazioni criminali locali. Truccarono l'appalto per l'antincendio nelle gallerie, arrestati dirigente CAS e 2 imprenditori. Un terzo imprenditore è stato sospeso per 6 mesi. Per la DIA di Messina i 4 avrebbero pilotato una gara da 10 milioni di euro per i presidi di sicurezza sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. C'è il servizio. 3 imprenditori ed un ex dirigente del Consorzio Autostrade Siciliane, oggi in pensione, sono stati raggiunti da una misura cautelare messa dal GIP di Messina al termine di un'indagine condotta dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia. L'accusa è in concorso di turbata libertà dei pubblici incanti. La DIA, Direzione Investigativa Antimafia. L'accusa è in concorso di turbata libertà dei pubblici incanti. Gli indagati avrebbero condizionato l'appalto dell'antincendio per favorire un'impresa amica. Tra i destinatari delle misure cautelari, eseguite questa mattina dalla Direzione Investigativa Antimafia in provincia di Messina e nel nord Italia, vi sono imprenditori a capo di imprese leader nella fornitura di servizi attinenti la rete viaria. Secondo quanto emerso durante l'attività investigativa coordinata dalla Procura di Messina e portata avanti attraverso attività tecnica e pedinamenti, gli indagati nel corso del 2020, attraverso presunte collusioni, avrebbero turbato la formazione del bando di gara per l'espletamento del servizio di presidio antincendio nelle gallerie delle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, appalto indetto dal Consorzio Autostrade per un importo di quasi 10 milioni di euro. Sempre secondo quanto emerge dalle indagini, gli indagati sarebbero riusciti a strutturare il contenuto del bando in modo da indurre la stazione appaltante a individuare il contraente in un'associazione temporanea di imprese già determinata. Il bando per gli investigatori presentava requisiti tecnici restrittivi per escludere potenziali concorrenti. A seguito delle risultanze investigative, il GIP ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il dirigente del CAS in quiescenza e per 2 dei 3 imprenditori. Mentre per un altro imprenditore è stata disposta la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per il periodo di 6 mesi. Si precisa che il provvedimento è nella fase delle indagini preliminari e quindi è basato su imputazioni provvisorie che dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, e quindi per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza di condanna passata in giudicato. Turismo, la Sicilia alla BIT di Pilano con uno stand di 1000 metri quadrati, appuntamento dal 12 al 14 febbraio. Arturo Cantella.
La Regione Siciliana si presenterà alla prossima edizione della BIT 2023, reduce da una stagione che ha registrato importanti risultati in termini di arrivi turistici nazionali e internazionali. La Sicilia torna quindi negli spazi di Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio con uno stand di grande impatto visivo ed emotivo, progettato dal personale interno dell'assessorato regionale al turismo di ben 1015 metri quadrati ed è caratterizzato da grandi LED wall e superfici a specchio. Un ampio marketplace è messo a disposizione dei visitatori per partecipare ad appuntamenti, incontri ed eventi che daranno risalto alle attrattive di un territorio in costante evoluzione, ricco di stimoli, prodotti e meraviglie naturalistiche che da anni ne delineano il successo. Saranno 64 le postazioni di lavoro a disposizione con 16 tour operator, 10 agenzie di viaggio, 22 strutture ricettive, 2 aziende di trasporto, 4 DMO, tra cui la Costa del Mito di Agrigento e 4 aeroporti siciliani. Le strategie di promozione turistica siciliana, sottolinea il presidente Schifani, sono in via di definizione, ma una cosa è certa: al centro delle azioni ci sarà speciale rilievo per l'immenso patrimonio storico e culturale del territorio. La nostra terra, continua Schifani, intrisa da millenni di storia, oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi, siano esse legati alla moda, al cinema, al teatro, alla letteratura. L'inaugurazione dello stand della Regione è prevista per domenica 12 febbraio alle 11. Il Presidente della Regione Renato Schifani e l'assessore al turismo Elvira Amata saranno impegnati lunedì 13 febbraio alle ore 12 allo stand della Regione nella tradizionale conferenza stampa, nel corso della quale verranno ufficialmente illustrati gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 nel settore turistico, ma anche i nuovi obiettivi che la Regione si pone, volti a incentivare la destagionalizzazione e motivare l'attenzione da parte di nuovi target alla ricerca di stimoli alternativi al solo mare. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Consorzio Universitario di Agrigento, 600 iscritti al nuovo anno accademico. Arturo Cantella. Buone notizie per l'Università di Agrigento, sono infatti in netto aumento le iscrizioni al nuovo anno accademico, turismo, archeologia, sanità, informatica, ma anche agricoltura di eccellenza e scienza del gusto, questi nuovi orizzonti che aumentano l'offerta di studi. Il dato è stato annunciato dal rettore Midini in occasione della sua ultima venuta ad Agrigento in un convegno tenuto in loco. Soddisfazione è stata espressa da Nenè Mangiacavallo, presidente del Consorzio Equa, durante una trasmissione speciale fatta dalla nostra emittente su Agrigento, capitale della cultura, che ha visto la nostra città classificarsi tra le prime 10 con un'ampia possibilità di essere scelta. È il frutto non solo del mio personale impegno, ma devo riconoscere di un consiglio di amministrazione e di una squadra di dipendenti e di collaboratori esterni che in perfetta sinergia ha imboccato una strada che poi si è rivelata vincente. Non è autoreferenzialità, ma lo dicono i numeri, come diceva lei. Che tra l'altro rappresenta una crescita anche economica, rappresenterà per la nostra città, no? Sicuramente. Circa 700 iscritti, insomma, che frequentano l'università, è una ricchezza per la città. I nuovi iscritti, per cui anziché fare valutazioni grossolane, dobbiamo fare parlare i numeri. Noi siamo passati da 3 corsi di laurea a 9 corsi di laurea più una scuola per mediazione linguistica e culturale. Siamo passati da un numero limitato di studenti ad un numero particolarmente considerevole che va al di là dei 1000 studenti, e questo è un dato particolarmente significativo. Abbiamo ottenuto di fare svolgere ad Agrigento il TFA, il corso per gli insegnanti di sostegno, e questo è stato un altro grande successo che porta ogni fine settimana ad Agrigento 186 persone, e anche questo rappresenta un indotto di carattere economico. Quest'anno l'abbiamo ottenuto, è la prima volta che si svolge ad Agrigento il TFA. Abbiamo cercato
nella individuazione dei corsi di laurea, di collegarci strettamente a quelle che sono le esigenze del territorio e collegarle alle nuove esigenze occupazionali. Poco fa l'assessore faceva riferimento proprio a questo aspetto significativo per mantenere le nuove generazioni legate alle loro radici, perché abbiamo preferito, anziché promuovere l'azione in direzione di corsi di laurea che poi non avrebbero avuto sbocchi occupazionali, concentrarci, evidentemente con la piena disponibilità dell'Università degli Studi di Palermo e in maniera particolare del Rettore, su quei corsi di laurea che hanno degli sbocchi non solo sicuri ma anche immediati, certo. Come ad esempio scienze della formazione primaria, scienze motorie, lingue e letteratura straniera, economia aziendale, infermieristica, cioè un perfetto collegamento con quelle che sono le esigenze del territorio. Accanto a questa attività didattica tradizionale abbiamo abbinato una serie di corsi di qualificazione che hanno dato nel corso degli anni dei risultati eccellenti, perché trattandosi di corsi qualificanti hanno permesso a molti dei discenti che in alcuni casi sono stati pure remunerati per aver frequentato questo corso, ha permesso a molti discenti di trovare immediatamente sistemazione in settori che erano completamente ignorati e che in altre realtà, come ad esempio Roma o il Nord Italia, per poter acquisire il titolo che hanno acquisito da noi avrebbero dovuto pagare un bel po' di quattrini. Ci sono stati corsi, molto probabilmente non sono stati adeguatamente pubblicizzati, ci sono stati corsi di scenografo, di aiuto regista, di fonico, di operatori dello spettacolo. Sono delle chicche che qualificano ulteriormente l'impegno del consorzio universitario che, fra l'altro, onore al merito, ha potuto contare anche sull'apporto importante in termini di sostegno dell'amministrazione comunale. Bisogna darne atto, perché il socio di maggioranza è l'amministrazione comunale che detiene il 64% della componente societaria. Ci siamo trovati inizialmente a combattere contro una realtà che era particolarmente pesante anche sul piano dell'assetto economico-finanziario. L'ultimo bilancio che era stato approvato, almeno quello che ha trovato la nuova governance da me guidata, l'ultimo bilancio era quello del 2016, per cui abbiamo dovuto approvare preventivo e consuntivo del 2017, del 2018, fino ad arrivare ai giorni nostri. Se non ci fosse stato il sostegno dell'amministrazione comunale, ripeto, socio di maggioranza, le difficoltà sarebbero state maggiori. Ricordo quando si facevano i cortei con la bara per indicare la morte, no, diciamo che oggi, del Cupa. Diciamo che oggi il consorzio non solo è vivo e vitale, ma ha svolto anche, sono solito dirlo e lo ripeto anche in questa significativa occasione, ha svolto una funzione di catalizzatore istituzionale. Mamme e compagne portano la droga in carcere, la polizia penitenziaria del Pagliarelli di Palermo la sequestra. Vediamo. I poliziotti del reparto colloqui dell'istituto penitenziario Antonio Lorusso al Pagliarelli di Palermo, coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo, in 2 diverse operazioni antidroga provvedevano al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente con relativo arresto nei giorni scorsi la convivente dalle iniziali NF di un detenuto dalle iniziali FK ristretto presso il reparto denominato Laghi. Durante il colloquio visivo veniva notata con fare sospetto dall'addetto alla vigilanza del carcere, che al termine del colloquio provvedeva a perquisire il detenuto FK rinvenendo nella mano destra dello stesso un involucro contenente sostanza solida di colore marrò, verosimilmente stupefacente del tipo hashish, termosigillata dal peso pari a grammi 15,1, che veniva immediatamente sequestrata. Si procedeva quindi a perquisire la convivente NF con esito negativo. Il detenuto veniva quindi deferito per il reato dell'articolo 73 di PR 309/90 con l'aggravante di cui all'articolo 80. In isolamento. La convivente veniva formalmente identificata e sempre il personale della polizia penitenziaria del reparto colloqui bloccavano il passaggio di una sostanza stupefacente durante il colloquio visivo tra la madre, che usciva in oggetto dal pantaloni e cercava di occultarlo all'interno di una confezione di patatine
al figlio detenuto dalle iniziali MB, che lo nascondeva all'interno dei pantaloni. Immediatamente scattava l'allarme e interveniva così il personale addetto, che provvedeva a un'accurata perquisizione, rinvenendo all'interno dei pantaloni del detenuto un involucro di colore bianco con all'interno una sostanza di colore scuro che dagli accertamenti di polizia giudiziaria risultava essere hashish dal peso di grammi 41,8, che veniva immediatamente sequestrata. La polizia quindi dava immediatamente notizia ai PM di turno e nella seconda operazione l'autorità giudiziaria disponeva l'arresto in custodia cautelare della madre del detenuto, che non ha inteso nominare il difensore di fiducia, motivo per quale si procedeva a nominare uno di ufficio, mentre il figlio, detenuto presso questo istituto penitenziario, è stato deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 73-190/90 e posto immediatamente in isolamento. Adesso vi mostriamo un video dell'Arma dei Carabinieri dal titolo "I mestieri che abitano il cuore". Essere carabiniere, una figura professionale che si occupa di contribuire alla difesa e alla sicurezza pubblica e di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo. Vediamolo. Si chiama Francesco e fa il carabiniere. Anzi, no, Francesco è un carabiniere. Perché certi mestieri, che sono più di un lavoro, non si fanno. No, certi mestieri sono cuciti addosso, come le stellette, gli alamari, come i camici bianchi o le tasche dei soccorritori. Con certi mestieri ci nasci, ce l'hai dentro, stanno lì, abitano il cuore. Sono destinati a farti essere, a plasmarti l'anima con i ceselli di valori di antica virtù. E così, giorno dopo giorno, quell'uniforme ti si materializza addosso. E non fai quel lavoro, no, tu sei quel lavoro che hai scelto, o forse che ti ha scelto. Stava passeggiando Francesco. L'uniforme era nell'armadio, pronta per il prossimo servizio. Ma quella cucita sul cuore era lì con lui, vigorosa e attenta. Ha sventato una rapina Francesco ed è uno dei tanti ragazzi che ogni giorno, anche se non in servizio, al mare, in vacanza, in giro a far la spesa, o comandato di pattuglia, o in ospedale, o tra le macerie, estraggono persone da cumuli di fango, salvano bambini dalle onde prepotenti, fanno un massaggio cardiaco fondamentale, aiutano chi è in difficoltà, ridonano la vita, perché certi mestieri sono così, sono destinati a farti essere. Covid in calo, nuove infezioni e ospedalizzazioni in Sicilia. Arturo Cantella. Nella settimana dal 23 al 29 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 3.061, in percentuale il meno 36%, con un valore cumulativo di 64 ogni 100.000 abitanti. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Palermo, quindi Siracusa e Agrigento, con un dato di 68 persone ogni 100.000 abitanti. Le fasce di età maggiormente a rischio sono quelle degli over 90, con un tasso di 135 persone su 100.000, tra gli 80 e gli 89 anni 100 persone su 100.000 e tra i 70 e i 79 anni 84 persone su 100.000. I dati contenuti nell'ultimo bollettino a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute della regione siciliana. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si riflette ancora una volta sui soggetti ospitalizzati con positività concomitante da Covid-19. Nella stessa settimana più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. L'epidemia rimane in una fase delicata, con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta nelle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti.
Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, i dati sono aggiornati al 31 gennaio. Nel target dei 5-11 anni i vaccinati sono almeno una dose il 23,79%, 63.000 i bambini pari al 20,45 che risultano vaccinati con un ciclo primario completato. Nel target sopra i 12 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 90,96%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario si attestano complessivamente intorno al 90%. Sono ancora 1.057.000 i cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva cosiddetta booster sono 2.773.091, pari al 72,39% degli aventi diritto. In Sicilia sono state effettuate complessivamente 239.045 somministrazioni della quarta dose, di cui 210.000 a soggetti sopra i 60 anni. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 8.576. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.